Ciao a tutti da Killer Magic 007. Oggi vi volevo fare un trucco di magia con tutorial, che è da tanto che non lo faccio, solo che c'è un problema. Questa volta farò un tutorial veramente da schifo, perché? Perché mio fratello mi ha creato di basico e ha lasciato questa cosa. Carte veramente fastidiose. Flessibile sì, però come le basico no. Va bene. Allora, cosa consiste questa magia? Ora ve lo faccio vedere. Via. Tutto. No, magia. Ok. Tanto si prende circa metà mazzetto e l'altro si può anche buttare. Ok. Si spezza un po' nel caso dove dice per spettatore, ad esempio qui, e si prende la carta. Ve la faccio vedere. Io non la guardo. Mi giro. Ok. Ve la faccio vedere. Ok. Rispezzo e metto in mezzo. Questa è la nostra carta, rimetto in mezzo. E chiudo. A posto. Prendo e giro le carte. Ok. Allora, scommettiamo che la prossima... Oh, no, questo lo ritiro su. Anzi, rimettiamo di giù e prendo la tomazzella. Scommettiamo che la prossima carta che giro è la vostra? Siete pronti? Questa che ho girato era la vostra. Ciao a tutti da Killer Magic 007. Ed ora, siccome questa carta è veramente di merda, veramente schifosa, veramente schifosa, ora vi farò il tutorial di questo stupidissimo gioco di magia, che perfino dei babei, dei nani, dei neonati babei, robotizzati, riuscirebbero a farlo. Sì, sì, sì. Facciamo sto tutorial, va. Cosa è meglio? Sera, oggi fare questa notte qui. Allora, per prima bisogna avere solo metà mazzetto. Ok, dopo come ho fatto vedere nella magia, si spazia nel punto qualsiasi dove vuole lo spettatore. Ok, si mette la carta all'interno, si chiude. Si fa vedere la carta, in questo caso la vedo anch'io. Guardiamola, un po' di picche, dopo si rispezza. Quando spezzate vi dovete ricordare la carta che è sopra. Ad esempio adesso hai 5 di picche, ve la dovete ricordare. Mettete la carta scelta, mettete un mazzetto ricordandovi bene questa carta qui, 5 di picche, in questo caso. Ok, dopo inizia a girare le carte. Come fate voi a sapere qual è la carta scelta dallo spettatore senza che voi l'avete vista? Grazie. In questo caso il 5 di picche voi l'avete visto e sapete che quello di bianco è quella scelta dallo spettatore. Ok, dopodiché mettiamo che la prossima carta che giro è la vostra. No, fate finta di girare questa qui. In realtà girerete questa.
E così ho fatto il tutorial.